Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal commentatore veneziano, siamo su WWE modalità Universe. Finalmente ragazzi, ce l'abbiamo fatta, dopo la modalità 30 anni di WrestleMania siamo su la modalità Universe. Ora vediamo il palinsesto della prima puntata di Raw. Avevo Tunga, Truth, AJ Lee, Layla, Seth Rollins, Tensai, John Cena, Dolph Ziggler. Cazzo, quanti match di rivalità ragazzi. Ok, non capire un po' sta cosa. Allora, facciamo così. Intanto adesso chiaramente devo un attimo ambientarmi per poi cominciare a fare delle storielle interessanti. Anche voi, se volete consigliarmi qualcosa, io sono pronto a accettare consigli e proposte per storyline devastanti. Allora, vediamo i roster intanto. 33 a Raw, 30 a SmackDown. Allora, a Raw abbiamo AJ Lee, il Brock Lesnar, Brodus Clay, Chris Jericho, CM Punk, Comenda veneziano. Ragazzi, probabilmente non starò solo a Raw, però questa è un'altra storia. Daniel Bryan, Otunga, Ambrose, Ziggler, Bill Goldberg, Jack Swagger, Cena, Kane, Kofi Kingston, Lita, Mick Foley, The Miz, R-Truth, Rey Mysterio, Ric Flair, The Rock, Roman Reigns, Ryback, Santino Marella, Rollins, Michaels, Stephanie McMahon, Stone Cold, Tensai, Tori Black ragazzi, la nostra Tori che però è una Tori diversa, nel senso una Tori bionda, perché ho fatto un misto tra Tori e Stacy Keibler, che diciamo della WWE è quella la mia preferita insieme a Lita, però Stacy Keibler è bionda, io ho un amore per le bionde, anche se Tori è more, quindi ho fatto questo incrocio comendiano. Triple H, Zack Ryder e basta. Invece nella buona SmackDown c'è Aksana, Del Rio, Cesaro, Batista, Big Show, Benoit, Christian, Cody Rhodes, Damien Sandow, Young, McIntyre, Eddie Guerrero, Edge, The Great Khali, Slater, Hulk Hogan, JBL, Jinder Mahal, Gabriel, Caitlyn, Kurt Angle, Layla, Mark Henry, Natalia, Randy Orton, Sheamus, Sin Cara, Titus O'Neil, Undertaker, Wade Barrett e basta. Quindi ecco, secondo me lo roster di SmackDown è meno di quello di Roma, è sempre stato così, nel senso anche negli anni che seguivo io tanto il wrestling, comunque il roster di Raw è sempre stato più cazzuto. Allora qua c'è per esempio sto coso rivalità, e se non capisco questa rivalità io penso di poterla fare anche direttamente da qua. Allora questo primo visto che voglio usare un po' il commendone e un po' gli altri, proprio per non rendere noioso il tutto, anche per intrecciare le storie, ok? Quindi ragazzi, se avrete già in questo video aspetto commenti, se avrete già un intreccio di storia per il commento, che però è appena arrivato, quindi è chiaro che è una mezza pippa. Siamo a livello leggenda, non c'è fretta, posso vincere il titolo anche fra 60 anni, ciao. Allora, cominciamo, primo match, David Otunga, Truth sinceramente non è cattiveria ma non mi interessa. Ok, Truth, AJ Lee, Layla, AJ, match di rivalità, Seth Rollins, Tensai, e va a vincere il buon Giampaolone Tensai. John Cena, Dolph Ziggler, e qua andiamo. Single of Fall Counts Anywhere. Allora, mettiamo esperienza match normale, entrata sì. Vediamo un attimo. Extreme Rules. Ok. Perfetto. Andiamo. John Cena, Dolph Ziggler. Primo match della modalità Universe. Voglio provare questa match di rivalità, voglio vedere un po' com'è e voglio vedere se si può giocare da qua o se invece per forza devo giocarlo dal menu delle rivalità. Eccolo qua ragazzi, Cena, John Cena. E mi sembra che è giusto cominciare con il campione. Guarda che bella anche il profilo Twitter, Facebook, fantastico.
E comincia la modalità Universe con il campione WWE Champion. Ok, Cena. Dolph Ziggler, l'uomo dai capelli incredibili. Ragazzi, ricordo che ho fatto il comendone con 4 costumi. Allora, uno per i pay per view normali, uno per Raw o SmackDown, dipende da dove sono, uno per la Royal Rumble speciale e uno speciale per WrestleMania. Allora, quello dei pay per view normali e Raw e SmackDown hanno uno stile un po' più, diciamo, sbarazzino sportivo, anche se molto simili tra di loro, anzi uguali tra di loro e simili comunque alle altre due coppie, mentre WrestleMania e Royal Rumble hanno uno stile un po' diverso ma comunque sempre simile, cambiano i colori e qualcos'altro. Vai Ziggler. Siamo a difficoltà leggenda, ragazzi, quindi adesso vediamo, potrei anche prendere le bombe, sinceramente. Allora, no, ok, John Cena chiaramente, vai, ecco, bene, cominciamo alla grande, devo ricordarmi che qua però non sono in 30 anni, contromossa di Cena, attenzione, vai Cena, porca puttana, vai Cena, John Cena, ed è entrata la modalità Universe, ragazzi. E c'è un giovane lottatore italiano che vuole dimostrare di essere un grande. Troppo presto, porca puttana. Aia. Attenzione, Ziggler scatenato, il comedone e John Cena in difficoltà. Vai che la parata è John Cena la parata. Grande yo-yo, fioi, grande John Cena. Contromossa ancora. Contromossa di Cena. Il campione WWE Champion vuole fare bene anche questa stagione di wrestling. Attenzione. Aia. Aia. Contromossa ancora, ragazzi. Contromossa ancora. Contromossa, mamma mia, questa è una sfida veramente di contromosse. John Cena presa di Cena. Grande suplex. Grande suplex comendiano. Questo è un match rivalità, ragazzi, la rivalità tra Ziggler e Cena. Ricordo che siamo a livello leggenda, ragazzi. No, bastardo Ziggler, maledetto. Porca puttana. Subito che prova lo schienamento Ziggler. No, questa non l'ho parata, cazzo, Ziggler scatenato. Il campione non può fallire. Ah, è vero, posso prendere anche le robe. Bene, bene, bene. Vai, tanto le ha prese lui. Extreme Rules, o quello che volete voi. No! Cagata ciniana, cagata ciniana. Vabbè, però, cazzo. Aia. Contromossa. Niente, ragazzi, fa quello che vuole Ziggler. Inizio non positivo, con livello leggenda. In modalità Universe, Non mi va sto inizio, non mi va. Ma porca puttana, non riesco a fare niente. Ragazzi, Cena è in difficoltà, ragazzi. Cena è in difficoltà. Ok, vaffanculo, merdaccia. Beh, è chiaro che me la para. Attenzione, Cena va al tappeto. Cena va al tappeto. Aia. Niente da fare, ragazzi. Grossi problemi per John Cena. Non riesco proprio a fare un cazzo, porca mignotta. Oh, finalmente, porca trota. Vai Cena. Vai Cena. Il match è ancora aperto. Il match è ancora aperto. Vai John, spacchiamo la testa a Ziggler e i suoi capelli bellissimi. Vai, no. Vai, con la mazza da baseball. Toc e sangue anche per Ziggler. Sangue anche per Ziggler. Sì che godo. Sì che godo. Sì che godo. Orca trota. Attenzione, rischio qua per Cena. Attenzione Cena, prova la contromossa. 2,
Non ci credo, non ci credo. Mamma mia che match, mamma mia subito che match in modalità Universe. Subito un match esplosivo ragazzi. Subito un match esplosivo, you can see me. E ancora ragazzi, devo spaccare la testa ragazzi, è l'unica possibilità che ho, veramente un match subito di quelli pesanti, Vai, you can see me, you can see me, you can see me. Vai Sira. E c'è. Vai John, non fallirlo, non lo devi fallire. Non lo devi fallire, non lo devi fallire. Bye bye Ziggler, bye bye. 1, 2 e 3. E Cena, il campione WWE Champion, vince. Madonna che sofferenza però. Sono con John Cena, quindi è abbastanza forte. Forse probabilmente più forte del gioco. E la modalità Universe parte alla grande. Ok. Perfetto. Shield. Rey Mysterio Brocca non mi interessa. Vediamo una cosa, aspetta un attimo. Allora, aspetta un attimo. Allora, no, questo lo devo fare da qua forse, non capisco. Tensione crescente, attenzione, sta salendo la rivalità tra Rey Mysterio e il Brock, Attention. Ok, adesso spiegatemi ragazzi, se volete spiegatemi sta roba, se devo per forza farla da qua o se invece posso farla anche dal menu del calendario. Ok. Allora, siamo a Superstar. David Otunga, Zack Ryder, ok. Slater Gabriel non mi interessa. CM Punk va a vincere. Darren Young, buono. E qua il main event, grande Kurt Angle. Siamo a SmackDown. JBL, Kurt Angle, ancora Kurt Angle, Layla, Aksana, ok. Rivalità, va a vincere Natalia. Cesaro Mahal e Hogan Eddie Guerrero. Vince Hogan. Andiamo a vedere un po' le rivalità. Allora, ultima notizia. Il campione Alberto Del Rio ha attaccato Hulk Hogan cercando di mettere fine alla competizione il prima possibile. Ok. Cesaro ha destato l'attenzione di Layla. Oh cavolo. La campionessa AJ Lee e Kathleen presto si affronteranno per un match per il titolo. Bellissime queste robe, mi piacciono. Ok. Stone Cold e Rock. Attenzione, si parte Kumenda, Otunga e Marella. Ok, quindi ci siamo già. C'è rivalità Reigns, Clay, Mysterio ancora Brocca, John Cena, Dean Ambrose. Ragazzi, andiamo per il nostro match. Intanto il primo Stone Cold e Rock. Stone Cold, andiamo noi, andiamo noi. Debutto comandare in un triple threat che non amo. Ok, avete già intravedere il comandone. Normale, adesso sì, andiamo. Il mio, diciamo, come si dice, il mio coso preferito è sicuramente di WrestleMania, Qua, come potete vedere, mi sono ispirato un po' a John Cena l'anno che aveva il coso arancione, perché comunque volevo un po' cambiarlo. Mi piace tanto, soprattutto il pulsino là sul braccio, è proprio bello. Eccolo qua ragazzi, con la vecchia canzone di Randy Orton, che è bellissima. Eccolo qua fioi. Eccolo qua. Oh mio Dio. È entrata fatta da me, quindi è entrata mia ragazzi. Ho provato perché non era facile, ne ho fatta una un po' così provvisoria, posso sempre cambiarla ragazzi. Ho deciso di mettere un comandone arancione perché il mio colore preferito è la versione un po' più, diciamo, pazza. Però qua siamo a Raw normale, quindi ci può anche stare.
Eccolo qua, ragazzi, con la sua barbetta. Era molto più bella secondo me questa canzone di Orton rispetto a quella che ha adesso. Adesso però la chicca finale dell'entrata, che è molto normale, molto semplice. Però la chicca finale me la godo. Vai! Vai, cazzo! Buono. Oh, tu un cassetto che mi hanno proprio messo delle merde contro, devo vincere, cazzo, che i triple threat non li amo tanto. Ok. Ma va a cagare Tunga che ti vai a fare a cagare. No, cazzo, questo è anche un derby, eh? Questo è anche un derby, però adesso ci pensa. Sì, cazzo, madonna, ma era la mia bestia nera sull'altro WWE. Eccolo qua, per Santinone. Marellone, fioi. Siamo entrati veramente in piena modalità Universe. Ok, a partecipare, Kumena veneziano. Vai. E comincia l'avventura, fioi. Comincia l'avventura per il Kumendone nel mondo del wrestling. Ok. Ho cambiato molto le mosse finali, Aia. E soprattutto adesso sono forte nelle sottomissioni. Cosa che l'altra che invece non era proprio così nei match dell'altro anno. Vai, veloce, 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 Kume, veloce, Kume, veloce. Che cazzo, però. Niente, Marellone, no, doppia mossa, andate a cagare. Ah, solo perché sono più forte, avete paura. Vai, bravo Kume. Questo Kume Orange. Vai di spear il Kume non è bello cattivo, ragazzi. Mi sono fatto mi pare 83 o 85, adesso non ricordo. Quindi già abbastanza competitivo. Però credo che a livello leggenda è difficile. Aia, che i triple threat mi fanno un po' da cagare a me. Bravo Kume, molto bene. Come che si fa anche male però. Attenzione, ancora reversal contro mossa kumendiana. No, contro Madonna, come è partito il Kume. Mamma, come è partito il Kume. Perché in realtà siamo con due avversari di merda. Però come è partito il Kume, ragazzi. Ancora contro mossa avevo fatto. Fino al momento. Aia. Adesso chiaramente mi ambiento un po'. Poi chiaramente voglio togliere le indicazioni e anche cambiare i settaggi. Perché voglio proprio creare una universe estrema. Cioè difficilissima. Voglio una universe difficilissima. Perché voglio vincere anche in tempi. Vaffanculo, bastardo. Aia. Ok, mi sono messo anche fuga dal ring. Contro mossa di Santino Marello, ragazzi, scatenato Marellone, adesso scatenato Marellone in questa seconda settimana. Bravo Kume, bravo Kume. No, ancora ste mosse così. Ma che bastardi però. Solo perché siete più scarsi, cazzo. Maledetti, maledetti. Beh, Otunga mi sta sul cazzo in una maniera devastante. Mamma che rischio. Subito rischio come andiamo. Sarebbe bello cominciare con una vittoria. Però purtroppo non sono. I triple threat non mi piacciono tantissimo. Perché non si sa mai. Posso anche non essere schienato e perdere. In realtà. Contro mossa ancora. Grande Kume. Grande mago. Grande mago. Che sporo. Doppio pugno. Mamma mia, ragazzi. Devastante la forza bruta veneziana. Aia. Aia. Dai, cazzo, però Marellone. E vaffanculo. Io sono il Kume. Ecco, appunto. Oh, ma tutti. Ma perché tutti vanno su di me? Io capisco che. Oh, finalmente, cazzo. Ok, dai, adesso carichiamoci un po'.
Però no, muovite. Però avevo cambiato il... qua c'è un piccolo... Attenzione! Clipper crossface! Dai! Ah! Grande Kume. Archeio! Non ci credo! Me l'ha fregata, non ci voglio credere. Questa è una specie di Olympic Slam. Porca puttana, però ho sbagliato una cosa. Il tasto per l'insulto non è proprio quello. Aia. Quindi... Ma basta, con quel cazzo di merda, no? Ho usato anche per determinazione, sto rischiando tantissimo, però... Mamma mia che match epico. Eccolo qua, bravo Tunga. Fuori dal ring. Carichiamo. Ma perché questo qua? Non capisco perché sto qua, sinceramente. Ecco, questo qua deve essere quello principale. Guardatelo, guardate come si pavoneggia. Guardatelo. Approfittiamone. Uno. Niente da fare. Come da un opportunista. Vai! Proviamoci. Clipper crossface. Dai. Sì. Over. Che cazzo. Per simulazione. Per simulazione. Per sottomissione. Il Kumendone ha vinto il primo match. Meno male. È nata una superstar. Grande Kume. E il Kume parte alla grande in questa modalità Universe. È nata una stella. Ercumenda veneziano. Eccolo qua. Grande. Grande Kumendone. Adesso c'è, ok, Roman contro Clay. Ha vinto Brodus e Rey Mysterio Lesnar. Ok. Cena Ambrose. Allora, vediamo. Senza alcun rispetto Brock Lesnar ha continuato ad attaccare Rey Mysterio dopo la fine dell'incontro. Ok. I campioni hanno fatto ricorso a subito di mezzi per battere l'avversario Tensai e Brodus Clay. Ok. Buono ragazzi, pensavo di fare 2 settimane e 2 settimane, così da essere anche meno dispersivi e andare con più calma. Allora, qua ultime notizie. Il match per il titolo tra Del Rio e Hogan si è trasformato rapidamente in qualcosa di personale. Quindi ragazzi, le rivalità di questo momento sono sicuramente Del Rio a Hogan, che sono veramente belle cazzute, e Brock e Mysterio. Quindi queste sono quelle più difficili e bastarde. Adesso vediamo per i prossimi turni. C'è match 2 Kumenda Dan Ambrose. Quindi diciamo che in questo momento il buon McMahon mi ha messo in match non proprio esaltanti, però chiaramente devo crescere, quindi ci sta. Adesso chiaramente dopo questo primo, diciamo, primo video di ambientamento e primo, diciamo, pay per view, perché comunque devo prendere un po' la mano, voglio fare delle vere e proprie storie del Kumenda intrecciate con altri lottatori. Quindi aspetto anche i vostri consigli, come fare queste cose. E niente ragazzi, aspetto il vostro consiglio. Siamo partiti abbastanza bene, sono soddisfatto. Siamo neanche all'inizio, questa è la pre-Universe, perché ho in mente veramente tante belle cose per voi, per creare un micromondo kumendiano della WWE nel vero mondo WWE. Raga, un saluto dal Kumendone veneziano. Ciao! Kumenda veneziano, lo youtubers italiano. Kumenda veneziano, lo youtubers italiano.